Buon pomeriggio a tutti, riapre l'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo con una condizionata per discreti 3 anni, sono in 6 al via dopo i tiri dei numeri 6 e 7. Lo schieramento: 1 Capitan Cash LP Lorenzo Baldi, 2 Corallo Pisano Carlo Dorovic, 3 Carpe Diem Call Alessandro Moretti, 4 Loyal Cash Massimo Compagno, 5 Cosimo Primo Cla Manlio Capanna. Seconda fila, sola soletta, 8 Cedrina Jet Michele Raimo. Rinuncia al lancio Cosimo Primo Cla. Parte piano anche Carpe Diem Call, stacco della macchina con Corallo Pisano che prende il comando davanti a Loyal Cash, poi Capitan Cash LP. Vediamo Massimo Compagno che si accoda secondo, dietro l'allievo di Carlo Dorovic, mentre Lorenzo Baldi sembra già intenzionato a spostare al largo. 200 metri passati in 15-2. Con Corallo Pisano in vantaggio, Royal Cash si mantiene largo per anticipare Capitan Cash LP e va a chiedere strada. Vediamo le mosse tattiche con Carlo Dorovic che rimane al comando. Insiste Loyal Cash, poi sempre Capitan Cash LP, schermaglie tattiche. Intanto Cedrina Jet si mantiene lì seconda alla corda. Sono formate due pariglie. Arriviamo ai 615,8, la frazione della curva, passaggio davanti alle tribune con Corallo Pisano alle prese con Loyal Cash, mentre dietro la pariglia formata da Cedrina Jet, Capitan Cash LP, mentre si forma una terza pariglia con Carpe Diem Call affiancata da Cosimo Primo Cla. Cavalli sulla penultima curva con affiancati Corallo Pisano e Loyal Cash, lancia in terza ruota Capitan Cash LP che insiste al largo e sembra già sul punto di poter passare ai 600 finali l'allievo di Lorenzo Baldi e prende il comando. Royal Cash intanto sopravanza Corallo Pisano, frazione di là molto veloce, passata in 14 scarsi con Capitan Cash LP in vantaggio su Loyal Cash, poi ancora Corallo Pisano che cerca di difendersi da Cedrina Jet spostato al largo. La rottura di Capitan Cash LP all'improvviso a metà dell'ultima curva lascia il comando Loyal Cash in vantaggio con Corallo Pisano che si ripropone mentre si butta di dentro Carpe Diem Call, ma Loyal Cash è ancora in vantaggio e viene a vincere Loyal Cash su Carpe Diem Call. Al terzo Corallo Pisano su Cosimo Primo Cla. Colpo di scena sulla curva finale con Capitan Cash LP, allievo di Lorenzo Baldi che sembrava lanciarsi verso l'ennesimo successo, invece si è aperto di galoppo e ha lasciato la vittoria comunque valido il Loyal Cash che l'ha fatta per buona parte di fuori, lo svedese, il figlio di Bold Eagle della scuderia Black Stable, per la guida e il training di Massimo Compagno, che vengono a vincere la prima dall'Arcoveggio.